ora in onda Potere al Popolo. Di nuovo in diretta da studio, buon mattino da Sammy Varin, Potere al Popolo, seconda parte per la nostra controinformazione. Siamo già arrivati a martedì, chi l'avrebbe mai detto, ma soprattutto è arrivato a Roma Zelensky. È arrivato a Roma Zelensky, mezz'ora di colloquio con Papa Leone, ma è che ci preoccupa maggiormente che parlerà tra pochissimo con la Meloni. Condivideremo con gli Stati Uniti il piano di pace in 20 punti rivisto con l'Unione Europea. Bene. Chiaramente sono cose che possono anche portarvi a diverse meditazioni. Questo era il Corriere. Vediamo l'apertura del sito elettronico di Repubblica. La diretta Zelensky. Oggi invieremo agli USA il piano di pace rivisto e ridotto a 20 punti. L'incontro con il Papa. Poi dalla Meloni. Subito sotto sulla Repubblica, ma anche sul Corriere, il caso Palumbo, cena alla Garbatella, un pizzino in ufficio, ecco come è stato arrestato il nefrologo, ma soprattutto la brutta notizia da Genova, ambulanza travolge un ragazzo di 12 anni che sta andando a scuola. È gravissimo. Questo ed altro nella nostra controinformazione, ricordandovi che oggi è martedì appunto e ritorna la trasmissione del vice direttore della Verità Borgonovo. La sua cittadella arriverà alle ore 13 come ogni martedì e giovedì, da pochissimo ritornato alla radio che per primo lo ha ospitato, Borgonovo su Radio Libertà alle ore 13 e anche il giovedì alla stessa ora con la nuovissima trasmissione. Che fare se non fermarmi? Perché a quest'ora c'è la sacra musica indipendente. Oggi andiamo a trovare una particolarissima cantautrice, ballerina, coreografa che ci presenta la sua ultima canzone con annesso video potentissimo. Si intitola Piramidi e lei è Arianna Lanzillotti. Sabbia fine, non grappia mai su quel deserto che tu solcherai. Clessidre dei, tempo ne hai, sul mio cartiglio un dettaglio archeo. Sono piramidi, pensili che ho costruito per te, verdi crisalidi, tutti lì che muteranno con me, sole oasi, e io resto qui, pronta per sudare ore ed ore sopra te. Sembra un'altra crush, sento Budapest, tutta questa musica frulla e mai sono Cleopatra. Pensati Antonio, sarò il tuo mantra. Forse tocchi il mio demonio e mi come una sfinge. Sono aperta al gioco, sai, e mi si attinge questo ruolo da vero eroe di un film. Sabbia fine, non graffia mai su quel deserto che tu solcherai. Sono piramidi, pensili che ho costruito per te, sole oasi, e io resto qui, pronta per sudare ore ed ore sopra te. Geroglifici, momenti unici, mentre il caldo ha sete, più sete di noi. Sono Cleopatra,
tu il mio demonio anyway. Come una sfinge sono aperta al gioco, sai, e mi si attinge questo ruolo da vero eroe di un film. Sogna everyday tutto quel che hai, un giorno potrebbe non bastare mai. Questa sera stiamo un po' together, questa sera stiamo un po' together. Sono Cleopatra, pensati Antonio, sarò il tuo mantra, forse tu il mio demonio anyway. Come una sfinge sono aperta al gioco, sai. Guarda, anche i titoli di coda ci sono, un vero e proprio film, questa canzone di Arianna Lanzillotti che si intitola Piramidi. Non ho resistito e l'ho chiamata. Buongiorno Arianna! Buongiorno, grazie. Allora, questo video che trovate facilmente su YouTube si intitola Piramidi, l'ultima canzone di Arianna Lanzillotti. È costato, allora non so quanto sia costato in termini di soldi, non voglio saperlo, ma è costato una fatica, signori. Dovete cercare l'Arianna su Instagram perché vedete poi tutti i filmati di preparazione dei ballerini, eccetera. Lei è cantautrice, ballerina, coreografa, quindi hai dato del tuo in questo pezzo e soprattutto tu sei Cleopatra. Ti devo chiamare Sì. Cleopatra, quindi. Sì, dai, è il mio nuovo nome d'arte, guarda, ci sto pensando fortemente quest'anno. Senti, ma che cosa hai voluto inventare? Perché questa è una canzone che sembra magari leggera, in realtà c'è qualcosa di potente in questo pezzo. Da una parte il legame forte che hai avuto con tuo padre, dall'altra ho letto le piramidi, giustamente simbolo di eternità, metafora delle memorie, della memoria, ma anche delle persone che anche quando non ci sono più non smettono di vivere dentro di noi. Insomma, è una canzone più potente che mai che uno deve riascoltare e magari anche rivedere attraverso YouTube. Basta scrivere piramidi e salta fuori. Spiegaci, Arianna, siamo curiosi. Allora, grazie mille tra l'altro dell'introduzione che hai fatto, ti ringrazio veramente di cuore perché insomma è sempre importante sentirsi per qualcuno magari un punto di riferimento, anche perché io voglio premettere, tutti i cantanti comunque portano davvero dei grandi messaggi, ce ne sono tanti di artisti emergenti come me che magari fanno musica da una vita e che vengono chiamati artisti emergenti perché vogliono entrare in un altro tipo diciamo di mondo musicale, ma gente come me che c'è nata nella musica e come hai detto e hai sottolineato, io ho avuto mio papà era un musicista e quindi lui diciamo che ha portato un po' l'amore di quest'arte nel mio cuore, nella mia vita e soprattutto nelle mie vene, perché scorre da quando io sono veramente piccola. Ed è stata un aneddoto abbastanza simpatico dove mio papà comunque e mia mamma mi vedevano da piccolina inventarmi le canzoni e ballare davanti a lo specchio che avevo in camera mia, e da lì hanno detto vabbè, ma sì dai, proviamo sia il ballo che il canto. E comunque insomma sono due spese non indifferenti, però i miei genitori hanno voluto veramente sacrificare qualsiasi cosa per rendermi felice e poi un giorno ovviamente orgogliosa di loro, ma anche di me stessa, soprattutto di me stessa. E qui ti fermo perché aspetta, no, stai parlando, è una cosa molto intima, molto tua e molto bella.
Però io Sì, allargo la situazione a ogni nostro sì, ascoltatore per sottolineare l'importanza dei nostri genitori. Da una parte l'imprinting che fanno alla nostra personalità, al nostro modo di sì, essere, ci portiamo dietro un pezzo di loro, è inutile far finta di niente. Dall'altra parte gli sforzi che fanno durante la nostra giovinezza per aiutarci, per darci dei consigli, sempre più difficile, oggigiorno dare mamma consigli mia, ai nostri figli è un casino per noi assolutamente. genitori e queste nuove generazioni che ormai Sì, preferiscono parlare col telefonino al posto che con il padre, eh, però un qualcosa che poi noi in qualche modo dobbiamo rimandare a loro e quindi una gratitudine che dobbiamo ai bravo, nostri genitori e ai nostri nonni. Questa è una parentesi doverosa, secondo me, vale per bravo, te, ma bravo. vale per tutti noi. Arianna, a È te. vero, assolutamente. Infatti proprio per questo, insomma, diciamo che la mia prima canzone che ho scritto è stata proprio per mio papà, per la gratitudine che io voglio dimostrare nei suoi confronti e poi tutto quello a venire anche nei confronti ovviamente di mia mamma, che è stata una donna fortissima, perché comunque io ho perso il padre molto giovane e quindi è stata una mamma e un papà allo stesso tempo e non è semplice per chi c'è passato soprattutto e anche per chi è separato, perché la separazione è sempre comunque un lutto, quindi le persone che hanno vissuto sia uno che l'altro possono capire perfettamente la forza di una donna che ha dovuto comunque portare avanti, no, il nome anche comunque il sacrificio di un genitore che non c'è più. Quindi poi ti ringrazio per avermi fatto dire questa cosa importante perché sì, ad oggi è molto difficile parlare con i genitori. Io sono anche mamma, ho un bambino e sto facendo veramente di tutto per non dargli il telefono né insomma, Eh, ecco, computer o altro. E noi viviamo in una città che è Barcellona, molto, molto grande, quindi insomma, si vede la differenza. Ci sono molti bambini al telefono, io preferisco che Gabriel, mio figlio, viva molto di più le persone e il contatto, che parli con i suoi genitori perché è una cosa che poi ti porterai nella vita sempre ed è una cosa veramente stupenda. A parte questo, ovviamente Piramidi viene fuori da diciamo da anche da una collaborazione, perché questa canzone io non l'ho scritta, però l'ho voluta interpretare perché mi hanno dato questa canzone, me l'hanno regalata, quindi conoscendomi ovviamente, l'hanno fatta in base anche a che persona sono io, alle mie esperienze, a quello che io ho vissuto. Quindi sì, è concentrata sempre su di me, però non l'ho scritta io questa volta, quindi l'ha scritta Alberto Lagomarsini che è l'autore e l'ha prodotta Vladi Tosetto che è un produttore molto famoso, tra cui ha veramente prodotto canzoni molto importanti, ha vinto un Sanremo con Giorgia come saprei ha fatto e quindi insomma diciamo che sono stati veramente fantastici, mi hanno dedicato questa canzone, io la dedico a tutti quanti perché parla della forza di una donna, non è solo di un amore, ma della forza di una donna che nonostante tutto diciamo che ho voluto cambiare un po' il finale della storia di Cleopatra. Cleopatra poi Aspetta, ti fermo, spostati un po' col sì, telefonino perché ti stiamo perdendo. sì, Ritorna nella posizione di prima. sì, ecco, ci sono. Mi sente? Forse va Mi meglio, sen prova un po'. Sì, mi sentite? Ok, Ora va bene? Sì, grazie. perfetto, okay, grazie a voi. E niente, dicevo appunto che questa canzone Piramidi parla non solo di un amore molto bello e molto diciamo anche molto molto forte, molto importante nella nostra storia ovviamente, nella storia dell'Egitto e di Roma tra l'altro, perché si parla di Marco Antonio, se non prima di Marco Antonio c'è Cesare, quindi insomma Cleopatra ha amato queste 2 persone, questi 2 uomini forti e valorosi, ma nonostante questo si parla della forza di una donna che non si arrende mai, che fondamentalmente era la prima donna colta che poteva avere parola tra gli uomini, no? E in quel periodo lì era veramente una cosa,
cioè che non sarebbe mai successa. E invece lei comunque ha studiato, aveva un bel rapporto con suo padre, quindi insomma tutta questa canzone qua è legata molto anche al fatto che mi ci sento tanto io Cleopatra, ma non perché voglio vantarmi di sentirmi una regina, ma perché il mio messaggio è diretto a tutte le donne, no? E soprattutto agli uomini, ma alle donne di sentirsi guerriere, di avere un po' dentro di loro quella Cleopatra che non si deve arrendere e che deve sconfiggere questo male che c'è nel mondo, no? Questa violenza e questa soppressione che c'è nei confronti della donna, che ad oggi c'è meno, ma ahimè si respira sempre un po'. Ecco, questo era il messaggio di forza che io volevo tramandare. Sì. È un messaggione importante visto il momento storico che stiamo passando con Sì, tante, troppe violenze contro le donne e quello che si sta facendo per minimizzare il rischio è quasi impossibile, però si sta lavorando anche dal punto di vista della politica che sì, purtroppo entra da tutte le parti. E allora, Arianna, ti voglio chiedere questa cosa. Secondo te cosa sì. c'è ancora da fare su questo fronte per superare questo periodo bruttissimo in cui le violenze sessuali e non solo contro le donne sono praticamente quotidiane? E che cosa c'è da introdurre? Ci sono da fare delle leggi più forti, più potenti, o c'è da fare quella famosa educazione, quindi Sì, educare i ragazzi fin da giovani al rispetto verso chi semplicemente è diverso, la può pensare in modo certo, diverso, ha un sesso diverso, ha delle sì. abitudini diverse. Forse è questo che manca, il rispetto verso chi la pensa in modo differente o è differente. E le differenze sono una cosa bellissima. E perché andarci contro? È bellissimo fare squadra anche con le differenze, rispettandole però, o no, Arianna? Certo, assolutamente. Io, sono da sempre una guerriera nei confronti di questa cosa. Io ho vissuto molto il bullismo su di me, sai. Io da ragazzina ero molto bullizzata perché io la pensavo diversamente, perché io mi vestivo diversamente dal gregge, un po' come si dice, no, si diceva ai miei tempi, tutti mettevano le All Star e io mettevo le Nike, per esempio, ma magari neanche la Nike, cioè mettevo la Fornarina perché mi piaceva la Fornarina, per dirti, no? Però allora sì, io assolutamente questo messaggio è forte perché c'è un mio pensiero molto forte nei riguardi. Io ho vissuto una violenza psicologica da parte di un uomo e meno male che non sono arrivata a quella fisica perché mi sono salvata in tempo. Quindi, allora, diciamo che io ho un bambino, ok? Ed è un maschietto. E io credo, come stavi dicendo tu, perché hai detto tutto davvero in una frase, l'educazione deve essere prima di tutto in casa. Perché a scuola siamo capaci tutti a smollare i nostri bambini e a dire vabbè, ma sono le maestre che se ne devono occupare. No, la prima persona, la prima donna che si deve occupare dell'educazione del bambino e il primo uomo che si deve occupare dell'educazione del proprio bambino è la mamma e il papà. Se in casa c'è un non rispettarsi a vicenda, già quella è una violenza psicologica che tu fai al bambino. Già quello è un insegnamento che dai sbagliato al bambino. Deve esserci il rispetto anche nel momento in cui un padre e una madre la pensano in maniera diversa, ma deve esserci rispetto. Si discute, ci si chiede scusa, perché il bambino deve imparare che c'è quello. Tutti sbagliamo, tutti discutiamo, tutti magari in un momento ci rivolgiamo con un tono più brutto dal solito, no? Ma l'importante è dimostrare ai nostri figli che si deve chiedere scusa e che non si devono mai alzare le mani. E questa è una cosa che io insegno a mio figlio anche a scuola, tra bambini, nel gioco.
gli dico, alzare le mani è una cosa sbagliata, tu non hai il diritto di toccare il corpo di un altro, come l'altro non ha il diritto di toccare il tuo corpo, assolutamente. E l'educazione, la prima educazione che secondo me si deve dare al figlio, ed è la cosa più difficile del mondo, ma è parlare, parlare, tantissimo. Dare fiducia al proprio figlio e ovviamente permettergli anche al figlio di avere fiducia nel genitore, perché c'è lo sbaglio, no? Però se mio figlio ha paura di raccontarmi quello sbaglio, già lì è una violenza psicologica che io faccio su mio figlio o su mia figlia, chiaramente. Certo. Ti abbiamo ascoltato con attenzione e mi fa piacere, Grazie. insomma, aver sentito il tuo parere, perché è anche il nostro parere e il parere di cui quotidianamente discutiamo su queste frequenze, visto che la nostra è una radio dove si parla molto e quindi si cerca di capire dove sta la verità e, come diciamo spesso, sta proprio nel mezzo la verità, ed è giusto ascoltare questa e quell'altra campana per poi trovare la quadra e capire come comportarsi, in questo caso anche con i nostri bambini, soprattutto con i nostri figli, cercando la quadra anche tra noi genitori, è altrettanto importante, facendo capire loro che siamo d'accordo, anche se può capitare che mamma e papà abbiano comunque un pensiero sottilmente differente, trovare la quadra per imporre un pensiero che sia quello più giusto ai nostri bambini, affinché loro sappiano che cosa pensano i propri genitori. Non è facile, te lo dico anch'io da padre. No, non è facile per niente, perché a volte noi siamo molto più testardi e alla fine io dico sempre, siamo più bambini noi dei nostri bambini, perché tante volte mi dà di quelle perle mio figlio che dico, mamma mia, mi vergogno io da genitore, gli dico, mamma mia, amore mio, c'hai ragione. Signori, torneremo su questo argomento. Arianna, non posso che ringraziarti di questa bella chiacchierata, ma diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori sui tuoi social per seguire la tua musica, oltre alla canzone appena sentita, Piramidi. Immagino che Arianna Lanzillotti abbia qualcosa che bolle in pentola e anche un passato musicale da ascoltare. Assolutamente, qualcosa che bolle in pentola. Io oggi vi posso spoilerare qualcosa e siete la prima radio a cui spoilererò. Dai, Quindi se volete sentire, allora parteciperò, perché mi è appena arrivata l'idoneità l'altro ieri, parteciperò al live box di Casa Sanremo con Piramidi. E questo già godiamo, perché sentire una persona che fa bella musica, che ci crede, che fin da quando è bambina ci ha creduto, eccetera, salire su un palco importante e in una bellissima gara musicale, basta, io già lì sono contento, non parlo più, non dico più niente. Arianna, quando passi anche dal tuo paese natio, perché ricordiamo, tu sei in Spagna, noi siamo in Italia, a Milano, e quando si arriva in Italia quasi sempre scalo a Roma o a Milano. Ci vieni a trovare nei nostri studi quando passi dall'Italia? Certamente, sì, a Milano poi ho una mia cara amica, quindi andrò a alloggiare da lei e quando sarò lì vi chiamerò molto volentieri. Ti vogliamo. Molto volentieri, verrò. Ti vogliamo in studio. Grazie Arianna Lanzillotti. Grazie. A presto. A presto, ciao a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, cari amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbis, non sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, la nostra confezione di Natale, che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, come si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile.
Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia a Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è 3 specialità gastronomiche, insomma, 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Caro Sammy, ben ritrovato e buona giornata a te e a tutti gli amici di Radio Libertà. Mi fa molto piacere che la mia versione dell'Alleluia sia stata scelta e possa arrivare a tanti ascoltatori. È un bellissimo brano che canto spesso nei miei concerti e che ho anche inserito nel mio album Songs for Christmas e dunque è ideale da ascoltare in questi giorni di avvento in cui ci si prepara al Natale. E a proposito di Natale, se mi permetti, visto che siamo tutti alla ricerca del regalo interessante, originale, vorrei ricordare a tutti la fiaba contemporanea Sinfonia di un bosco rivolta, che ho pubblicato con l'editore Transeuropa Edizioni. È un libro adatto per gli adolescenti, per i ragazzi, ma anche per gli adulti. E garantisco che è un romanzo appassionante, pieno di avventure e soprattutto uno stimolatore di pensiero libero di cui c'è sempre un gran bisogno. Lo potete trovare in libreria e anche online oppure scrivendo direttamente alla mail massonipaola@gmail.com. Io ti ringrazio ancora di avermi ospitato e ti saluto augurando a tutti un Natale pieno di armonia e lo faccio con una frase tratta proprio da questo romanzo. È Sibilla che ci parla, la maestra di musica, la maestra di Yuma. La natura ci ha dato la possibilità di scegliere, lasciare agli altri un segno armonico o disarmonico, costruire o distruggere, vivere all'insegna dell'amore o dell'odio. La musica comprende tutto e tutti, ma solo da chi è disposto a modulare la propria vibrazione in armonia con gli altri può essere davvero compresa. La musica non ha bisogno di noi, siamo noi ad aver bisogno della musica, di quella musica. Grazie di nuovo per avermi dato questo spazio e auguro di cuore buon Natale a tutti. A presto, ciao Sammy. I heard there was a circuit chord that David played and praised the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the B-flat can compose it. Strong, but you needed proof. You saw a baby on the roof, had a beauty on the
light over through you. She died through a kitchen chair. She broke your throat, she cut your hair, and from your lips she did the hallelujah. 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 You say it to the man and vine, I don't even know the name, but if I did really, what's it to you? There's a blaze of light in every word, and doesn't matter which you have, the holy, holy broken hallelujah. 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 I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so tried to touch. I've taught the truth, I did go to for you. And even though it all went wrong, I stand before the Lord of song with nothing on my tongue but hallelujah. 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 Beh, queste sono le canzoni, i pezzi senza tempo, che fanno bene alla salute, eh. Dimentichiamo che siamo ormai in clima di Natale, dimentichiamo che qualcuno non ce lo vuole far sentire il Natale. Beh, noi siamo tra i bacchettoni che invece il Natale lo sentiamo e lo trasmettiamo ogni giorno, addirittura fin da mesi or sono, ogni giovedì alle 9, ricordate, io trasmetto un pezzo di musica cristiana, di Christian Music, e siamo l'unica radio che fa un gesto del genere. Ma poi il nostro palinsesto, ieri ne avete avuto un esempio, è stracolmo di musica natalizia e di buoni propositi per questi giorni importanti del Natale. Abbiamo sentito, e la ringrazio, Paola Massoni con l'Alleluia, quella di Leonard Cohen, cantautore, ma anche poeta, scrittore, compositore canadese. Pensate che esistono ben 180 versioni differenti di questo Alleluia, da Jeff Buckley a Bob Dylan, Bon Jovi, John Cale e anche Paola Massoni, che trovate facilmente sugli store digitali e su YouTube con la sua importante e sofisticata produzione. Ci fermiamo perché
perché ieri non sono andati in onda, era festa, ma ritornano a proposito di bacchettoni, già quelli di informazionecattolica.it. Eh sì, la loro informazione è degna di nota, soprattutto perché uno dice sono i cattolici, chissà, le solite palle, eccetera. No, 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 sono cattolici identitari, ma hanno qualche cosa da dire anche ai cattolici. Motivo in più per dare la linea anche quest'oggi, in ritardo di un giorno, di solito vanno in onda il lunedì intorno a quest'ora, a Informazione Cattolica e al loro direttore che si chiama Matteo Orlando. Buon martedì Semmi e buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi cominciamo in maniera insolita parlando di teologia. In un articolo dal titolo "È nata teologia cattolica per tutti", abbiamo riferito del fatto che ieri, 8 dicembre, nel giorno luminoso in cui la Chiesa Cattolica celebra l'Immacolata Concezione, è nato il primo quaderno della nuova collana chiamata Teologia Cattolica per Tutti, una iniziativa che si propone di restituire chiarezza dottrinale e orientamento spirituale ai fedeli immersi nella frammentazione culturale contemporanea. Il progetto prende forma come risposta a una esigenza avvertita in molte comunità: tornare a un annuncio limpido, fedele e accessibile della dottrina cattolica, perché la fede non è un'opinione personale, ma la rivelazione di Dio, ci ha ricordato stamane su infobreak.it Pamela Salvatori, una delle curatrici del libro, indicando le 3 colonne portanti di questa collana, vale a dire la tradizione, il magistero e la comunione ecclesiale. Con uno stile chiaro e un linguaggio alla portata di tutti, senza rinunciare alla profondità teologica, i quaderni vogliono diventare un sostegno per i fedeli disorientati, un faro capace di illuminare un tempo in cui opinioni mutevoli e sensibilità soggettive rischiano di oscurare la solidità della fede cristiana. Il primo volume di Teologia Cattolica per Tutti si intitola "Si è incarnato per distruggere le opere del diavolo" ed è articolato intorno a 3 poli fondamentali del mistero cristiano: l'incarnazione, la redenzione e la parusia, offrendo contributi di sacerdoti, religiosi e laici impegnati nella vita ecclesiale. Pamela Salvatori sottolinea come negli ultimi decenni si sia evitato di parlare del demonio, oscurando così il senso del combattimento spirituale e la reale portata della redenzione. Senza il riconoscimento dell'opera del maligno, la salvezza rischia di ridursi a un generico benessere. In questo quadro emerge la figura di Maria Immacolata, principio della vittoria di Cristo sul male e modello della Chiesa redenta. Non a caso, in questi giorni, negli ultimi 3 giorni, su informazionecattolica.it abbiamo ospitato numerosi articoli sull'Immacolata, a cominciare da quelli del presidente nazionale della Milizia dell'Immacolata, Diego Torre, la milizia che è stata fondata da San Massimiliano Kolbe, il santo famoso per avere donato la sua vita in cambio di quella di un altro prigioniero e che è morto nel campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. Ritornando a Teologia Cattolica per Tutti, la pluralità delle voci presenti nel quaderno testimonia la ricchezza della comunità ecclesiale, dove la diversità delle vocazioni confluisce nell'unica fede in Cristo. Il progetto guarda già ai prossimi numeri, che approfondiranno il tema del combattimento spirituale, anche attraverso la testimonianza di santi che hanno combattuto contro il demonio, con l'intento di offrire al lettore strumenti concreti per interpretare il tempo presente senza paure né confusioni. Stamane su infobreak.it il professor Francesco Bellanti, in un articolo dal titolo "Il nuovo ordine del mondo e la rinascita di un'Europa cristiana", ci ha ricordato che viviamo un tempo radicale, in cui tecnologia e politica sfuggono al controllo democratico, e dalla Seconda Guerra Mondiale in poi la guerra tradizionale è scomparsa. Ora esistono solo aggressioni improvvise, senza pace né armistizi. Norimberga voleva fondare un ordine internazionale contro le guerre di aggressione, ma i vincitori stessi hanno poi tradito quel principio. In decenni di conflitti anche globali, l'ordine delle nazioni si è sgretolato. L'Europa rischia di dividersi in blocchi subordinati a Washington o a Mosca, incapace di unità e di difesa comune. E per rifondarsi, sostiene Bellanti, l'Europa deve tornare alla propria identità storica e culturale basata sul patrimonio cristiano. Come ricordava Benedetto Croce, il cristianesimo ha trasformato la coscienza morale dell'Occidente e rimane la radice della sua civiltà. Recuperare quella visione spirituale, culturale e antropologica è l'unica via per ridare senso alla coesione e al futuro europeo. In un altro articolo, sempre pubblicato su infobreak.it, a cura di Matteo Castagna,
e dal titolo I veri antagonisti sono i cattolici, secondo Castagna i veri antagonisti del nostro tempo sono i cattolici fedeli alle tre fonti della rivelazione, tradizione, magistero e sacra scrittura. Esse resistono alla dittatura del politicamente corretto e al sistema culturale dominante. Libri e autori controcorrente vengono attaccati da una sinistra ideologica che tenta la censura, ottenendo spesso l'effetto contrario, come abbiamo visto. L'antagonismo cristiano è attuale perché il mondo tenta di eclissare Cristo e sostituire il Natale con una festa commerciale. Castagna critica il pensiero dominante che etichetta ogni dissenso come razzista, omofobo o fascista e critica anche la cancel culture che disprezza identità e tradizione. La società, dice Castagna, si sta omologando nella superficialità e nell'odio verso il cattolicesimo, mentre finge ribellione. I cattolici, noi cattolici, rispondiamo non con la violenza, ma con la verità, la bellezza e la testimonianza. E per Castagna essi sono oggi la vera controcultura, l'ultimo baluardo contro il nichilismo e il conformismo ideologico. In un articolo... Buon martedì Semmi e buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi cominciamo in maniera insolita parlando di teologia. In un articolo dal titolo È nata teologia cattolica per tutti, abbiamo riferito del fatto che ieri, 8 dicembre, nel giorno luminoso in cui la Chiesa Cattolica celebra l'Immacolata Concezione, è nato il primo quaderno della nuova collana chiamata Teologia Cattolica per Tutti, una iniziativa che si propone di restituire chiarezza dottrinale e orientamento spirituale ai fedeli immersi nella frammentazione culturale contemporanea. Il progetto prende forma come risposta a una esigenza avvertita in molte comunità, tornare a un annuncio limpido, fedele e accessibile della dottrina cattolica, perché la fede non è un'opinione personale, ma la rivelazione di Dio, ci ha ricordato stamane su infobreak.it Pamela Salvatori, una delle curatrici del libro, indicando le 3 colonne portanti di questa collana, vale a dire la tradizione, il magistero e la comunione ecclesiale. Con uno stile chiaro e un linguaggio alla portata di tutti, senza rinunciare alla profondità teologica, i quaderni vogliono diventare un sostegno per i fedeli disorientati, un faro capace di illuminare un tempo in cui opinioni mutevoli e sensibilità soggettive rischiano di oscurare la solidità della fede cristiana. Il primo volume di Teologia Cattolica per Tutti si intitola Si è incarnato per distruggere le opere del diavolo ed è articolato intorno a 3 poli fondamentali del mistero cristiano: l'incarnazione, la redenzione e la parusia, offrendo contributi di sacerdoti, religiosi e laici impegnati nella vita ecclesiale. Pamela Salvatori sottolinea come negli ultimi decenni si sia evitato di parlare del demonio, oscurando così il senso del combattimento spirituale e la reale portata della redenzione. Senza il riconoscimento dell'opera del maligno, la salvezza rischia di ridursi a un generico benessere. E in questo quadro emerge la figura di Maria Immacolata, principio della vittoria di Cristo sul male e modello della Chiesa redenta. Non a caso, in questi giorni, negli ultimi 3 giorni, su informazionecattolica.it abbiamo ospitato numerosi articoli sull'Immacolata, a cominciare da quelli del presidente nazionale della Milizia dell'Immacolata, Diego Torre, la milizia che è stata fondata da San Massimiliano Kolbe, il santo famoso per avere donato la sua vita in cambio di quella di un altro prigioniero e che è morto nel campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. Ritornando a Teologia Cattolica per Tutti, la pluralità delle voci presenti nel quaderno testimonia la ricchezza della comunità ecclesiale, dove la diversità delle vocazioni confluisce nell'unica fede in Cristo. Il progetto guarda già i prossimi numeri, che approfondiranno il tema del combattimento spirituale, anche attraverso la testimonianza dei santi che hanno combattuto contro il demonio, con l'intento di offrire al lettore strumenti concreti per interpretare il tempo presente senza paure né confusioni. Stamane su infobreak.it il professor Francesco Bellanti, in un articolo dal titolo Il nuovo ordine del mondo e la rinascita di un'Europa cristiana, ci ha ricordato che viviamo un tempo radicale, in cui tecnologia e politica sfuggono al controllo democratico, e dalla Seconda Guerra Mondiale in poi la guerra tradizionale è scomparsa. Ora esistono solo aggressioni improvvise, senza pace né armistizi. Norimberga voleva fondare un ordine internazionale contro le guerre di aggressione, ma i vincitori stessi hanno poi tradito quel principio. In decenni di conflitti anche globali, l'ordine delle nazioni si è sgretolato. L'Europa rischia di dividersi in blocchi subordinati a Washington o a Mosca, incapace di unità e di difesa comune. E per rifondarsi, sostiene Bellanti, l'Europa deve tornare alla propria identità storica e culturale basata sul patrimonio cristiano. Come ricordava Benedetto Croce, il cristianesimo ha trasformato la coscienza morale dell'Occidente
e rimane la radice della sua civiltà. Recuperare quella visione spirituale, culturale e antropologica è l'unica via per ridare senso alla coesione e al futuro europeo. In un altro articolo, sempre pubblicato su infobreak.it, a cura di Matteo Castagna, e dal titolo I veri antagonisti sono i cattolici, secondo Castagna i veri antagonisti del nostro tempo sono i cattolici fedeli alle tre fonti della rivelazione, tradizione, magistero e sacra scrittura. Esse resistono alla dittatura del politicamente corretto e al sistema culturale dominante. Libri e autori controcorrente vengono attaccati da una sinistra ideologica che tenta la censura, ottenendo spesso l'effetto contrario, come abbiamo visto. L'antagonismo cristiano è attuale perché il mondo tenta di eclissare Cristo e sostituire il Natale con una festa commerciale. Castagna critica il pensiero dominante che etichetta ogni dissenso come razzista, omofobo o fascista e critica anche la cancel culture che disprezza identità e tradizione. La società, dice Castagna, si sta omologando nella superficialità e nell'odio verso il cattolicesimo, mentre finge ribellione. Noi cattolici, rispondiamo non con la violenza, ma con la verità, la bellezza e la testimonianza. E per Castagna essi sono oggi la vera controcultura, l'ultimo baluardo contro il nichilismo e il conformismo ideologico. In un articolo dal titolo La vergognosa scelta di Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia, abbiamo parlato di questi 4 paesi europei che vogliono boicottare l'Eurovision 2026 per protestare contro Israele. Nell'articolo ricordiamo che il boicottaggio culturale chiude il dialogo e punisce artisti e popoli e non certo i governi. Scriviamo inoltre che Israele viene giudicato con criteri che non sono applicati ad altri stati, pur essendo l'unica democrazia stabile del Medio Oriente che vive sotto minacce islamiche esistenziali. Condannarlo perché si difende significa ignorare la sua storia e il contesto geopolitico. Non a caso il presidente Herzog afferma che Israele merita di essere rappresentato ovunque, anche in questa manifestazione musicale, perché Israele è un paese vivo, creativo, pluralista, capace di produrre cultura e innovazione. Escluderlo sarebbe un cedimento alla propaganda estremista e un tradimento dei valori europei di libertà e di dialogo. Francesco Pisani, in un articolo dal titolo Il femminismo come strumento per destabilizzare e per cancellare la società tradizionale, ci ricorda che la narrativa mediatica sui femminicidi è usata per polarizzare la società, per demonizzare l'uomo e per indebolire la famiglia. L'allarmismo crea una guerra tra i sessi, mentre si dimenticano i sacrifici delle generazioni passate. Afferma Pisani che le femministe radicali sostengono cause incoerenti e ignorano i rischi di altre culture veramente ostili ai diritti femminili come quella islamica. La propaganda poi produce una società divisa e manipolabile utile a chi vuole imporre modelli totalitari. E intanto dilagano la denatalità, la solitudine, la teoria gender e programmi educativi precoci che minano l'identità e la stabilità. L'Italia ha tassi di femminicidio tra i più bassi d'Europa, ma il tema viene usato in modo ideologico e l'autore vede in ciò una strategia woke e antiumana che riproduce meccanismi di demonizzazione tipici dei totalitarismi. La vera via sarebbe collaborazione tra uomini e donne, recuperare buonsenso e pensiero critico contro l'omologazione culturale che tratta le donne come vittime permanenti e gli uomini come colpevoli presunti. In un articolo dal titolo Ecco cosa potrebbe accadere presto in Italia, abbiamo riflettuto sulla vicenda di Enoch Bark, l'insegnante irlandese della Wilson Hospital School di Dublino, già sospeso dall'incarico e licenziato per essersi rifiutato nel 2022 di chiamare uno studente in transizione con il pronome loro. È stato incarcerato nei giorni scorsi per l'ennesima volta per avere violato un'ingiunzione che gli vietava l'ingresso a scuola. Il calvario di Burke è iniziato nel 2022 e fino ad oggi si è fatto diverse centinaia di giorni di carcere, sottolineiamo, solo perché ha rifiutato di chiamare con un pronome diverso una persona e solo perché ha mostrato di essere un credente e di credere in quello che insegna la Bibbia, cioè la distinzione tra maschi e femmine e null'altro. Abbiamo definito nell'articolo Bark un martire del pensiero ed è veramente così, e la sua vicenda interroga la libertà di coscienza e il diritto di affermare verità antropologiche non negoziabili ed è un ammonimento su ciò che potrebbe accadere presto in Italia. Infine, carissimo Semmi, citiamo un articolo dal titolo Su Emma Bonino, famiglia cristiana è profondamente inquietante, perché dopo la notizia di un ricovero ospedaliero, Famiglia Cristiana ha definito Emma Bonino una vita spesa per gli altri. Noi abbiamo scritto, troviamo questa affermazione inquietante non per lei in quanto persona, ma perché la Chiesa tace su quello che ha fatto. Bonino, infatti, è un simbolo di battaglie politiche che hanno colpito i più deboli, a cominciare dall'aborto e dall'eutanasia, ed è stata trasformata in modello di altruismo non per misericordia, ma per confusione.
Il problema quindi è che rinunciare a proclamare la verità quando è scomoda porta molti a parlare in malo modo, come ha fatto Famiglia Cristiana. E se i cristiani rinunciano a proclamare la verità sulla vita, sul bene e sulla storia, allora tradiscono proprio coloro che dovrebbero difendere, i piccoli, i vulnerabili e i senza voce. Il pericolo quindi non è l'Abbonino, ma sono i cattolici quando diventano muti. Carissimo Semmi, ti ringraziamo per l'ospitalità e arrivederci alla prossima settimana. Grazie al direttore di Informazione Cattolica Matteo Orlando. E beh, insomma, noi gli facciamo naturalmente tanti auguri, felici che sia tornata a casa Emma Bonino. Chiaramente il fatto che Avvenire gli faccia i complimenti, forse si dimentica il quotidiano Avvenire di quella pompa, si scherza, eh? Ce ne andiamo, certo, e sono contento perché abbiamo fatto una bella mattinata di controinformazione, un po' meno perché in rassegna stampa ho dimenticato cose importanti come il quotidiano Il Tempo, ragazzi, oggi più potente che mai il quotidiano Il Tempo, e anche qui tra quelli che se foste ascoltatori devoti dovreste acquistare, perché c'ho ancora 30 secondi e io li uso, scusami, non butto via nulla. Albanese dimettiti, ecco l'hashtag del quotidiano Il Tempo. Appello all'ONU, signori, per le dimissioni della relatrice Propal vicina ad Hamas. 2 paginoni con tanti pensieri di tanti personaggi che chiedono che l'albanese se ne vada. E poi, perdonatemi, da leghista celodurista non posso non amare, anche se è cambiato molto e ha fatto probabilmente molti errori, ancora Irene Pivetti. La amiamo ancora e viene intervistata quest'oggi sul quotidiano Il Tempo a pagina 9. Sarò assolta perché innocente. Meloni al colle? Sì, ma non subito. Che vergogna questa Europa. Al referendum voterò per il sì. Si ricorda i bei tempi della Lega, quando nel 1990 Irene Pivetti entrò nella consulta cattolica della Lega Lombarda. Si parla del ricordo di Umberto Bossi, è stato un genio politico con sprazzi di follia. I suoi aspetti più beceri, che tanto scandalizzavano i benpensanti, erano molto utili in termini di comunicazione perché portavano a una costante sottovalutazione del suo potenziale e gli hanno permesso di avviare da solo quella grande rivoluzione popolare che poi, saldandosi con la rivoluzione liberale di Berlusconi, avrebbe permesso una seconda grande liberazione dell'Italia. Ma purtroppo fu proprio Bossi a interromperla, facendo cadere il Berlusconi dopo soli 8 mesi, e lo ricordiamo anche noi. Irene Pivetti, intervistata quest'oggi a pagina 9 del quotidiano Libero. Certo, ora me ne vado davvero, ringraziando Simone Due e Francesco in regia, ma è una minaccia. Sammy Varin ritorna domattina alle 7:30.